La fase 3 dell'epidemia di Covid-19 non sarà la scomparsa del virus, ma un suo ritorno, previsto in autunno. Il Veneto si è attrezzato disponendo tutte le contromisure che è possibile mettere in campo. Le previsioni da cui si muove l'attività della regione arrivano da un modello matematico definito già nei primi giorni dell'emergenza, cui lavorano 20 persone e che rappresenta uno dei fiori all'occhiello nella gestione della pandemia in Veneto. Quando c'è un'emergenza si cerca sempre di capire dove si sta andando, no, a parare. E per capire dove si sta andando a parare bisogna fare delle previsioni. Per fare delle previsioni il più, accurate possibile ci si dota di modelli, di basi di calcolo per avere uno strumento che sia il più non preciso, perché ci si basa sulle probabilità, però insomma che ti dia almeno delle indicazioni da un minimo a un massimo. I tempi di incubazione del coronavirus fanno sì che la sua diffusione appaia evidente dai 10 ai 15 giorni dopo il contagio, ma il modello matematico su cui si basa il piano sanitario del Veneto è in grado di fornire previsioni che fino ad ora si sono rivelate affidabili. Previsioni definite calcolando diversi fattori, il numero di positivi ad esempio, o meglio ancora dati oggettivi e misurabili, quali ricoveri in terapia intensiva e decessi. Oggi si dice modello che c'è un calo, lo vedete da alcuni giorni, che continuerà questo calo e che con la fine di maggio, anzi con la fine di aprile avremo un'ulteriore riduzione importante dei ricoveri, però ci rimarranno dei casi anche per tutto il mese di maggio. Il percorso è asintotico, non voglio usare termini troppo tecnici, ma insomma si va verso lo zero ma in maniera dolce, quindi ci sarà un calo che continuerà, ma per azzerarlo ci vorrà ancora un po' di tempo. Il modello matematico è sicuramente affidabile fino a 4 settimane, poi, come avviene per le previsioni meteo, più si sposta la previsione avanti nel tempo, più alto diventa il margine d'errore. Il modello inoltre tiene conto anche delle disposizioni di contenimento del contagio in vigore in quel periodo, come i limiti agli spostamenti personali, ad esempio, fattori che rendono delicata una previsione precisa sull'autunno, tranne per il fatto che dovremmo ancora fare i conti col virus, realtà che deve entrare nell'ordine di idee di qualsiasi programmazione futura.